Si è tenuta venerdì 29 novembre, nella suggestiva cornice della chiesa di San Gennaro all'Olmo, la presentazione del libro Il Ducato e Napoli medievale, le origini di una grande capitale, scritto da Gennaro De Crescenzo, presidente del movimento neoborbonico, e Antonio Vito Boccia, avvocato, per le edizioni di Arturo Bascetta. Un'opera frutto di lunghe e approfondite ricerche su 7 secoli di storia, spesso dimenticata, che mette in luce aspetti inediti del periodo ducale napoletano, dalle prime forme di Costituzione al ruolo centrale di Napoli come ponte tra la cultura greca e latina. Presente all'evento gli autori e la professoressa Maria Coletta, responsabile della Fondazione Giovan Battista Vico, che hanno guidato i presenti attraverso immagini rare e racconti suggestivi, offrendo una prospettiva unica sulla nascita di Napoli come capitale culturale e politica. Io amo, lo sanno in tanti, l'orgoglio della storia napoletana, spesso passo per l'orgoglio borbonico, questa volta sono passato per l'orgoglio del periodo ducale, che è un periodo affascinante, semisconosciuto, cancellato anche spesso dagli stessi artefici che hanno cancellato e condannato la damnatio memoria anche alla storia borbonica, gli storici liberali, quelli famosi che conosciamo bene, Benedetto Croce in testa. Questa volta abbiamo affrontato con Antonio Boccia un tema nuovo, che è quello del periodo ducale della Napoli, che va dal IV secolo più o meno d.C. fino più o meno al 1100, 7 secoli di storia dimenticata, ma una storia bella, piena di colori, piena di cose importanti, una prima Costituzione, prima 200 anni prima di quella inglese famosa della Magna Carta, commerci fiorenti, una grecità unita alla latinità, uno fiorire di monasteri che hanno dato la base al futuro umanesimo rinascimento italiano, insomma 1000 spunti preziosi per una storia che bisogna ritrovare. Noi abbiamo dato un piccolo contributo con la speranza che poi altri studiosi possano approfondire un periodo di storia cancellato anche dei libri, dove è presente magari la storia, giustamente, dei ducati, delle comuni, delle signorie, ma non è mai presente la storia medievale napoletana. Quindi questo è un primo passo verso la ricostruzione di una storia e di un orgoglio. Una ricostruzione per certi versi inedita di quella che è la storia della città, della nostra città, se mi consentite, essendo pure io napoletano, se sono nato qui. Diciamo uno spaccato della Napoli locale, però sotto un profilo storico un po' diverso, perché è storico e giuridico. L'utilizzo delle fonti è un po' limitato, nel senso che molto non abbiamo riveduto, però la storia è stata ricostruita in linea di massima, già a dire il vero, con fonti di secondo grado, che sono quelle del professore Capassi. E sulla base di quelle il professore De Crescenzo ha fatto il 90% del lavoro. Poi mi ha voluto come ausilio per quella che è una ricostruzione andata a ritroso del diritto giustinianeo, che era quello applicato a Napoli. A Napoli, solo a Napoli, sulla parte costiera del nostro ducato, che andava da Gaeta ed arrivava ad Amalfi sostanzialmente, per profondo ripudio del diritto romano-germanico e longobardico. Napoli non è mai stata longobarda e non ha mai applicato il diritto longobardico. Napoli quindi è storia cittadina, ma anche storia di grande cultura giuridica.